Oggi qui al Palacongressi un incontro con la giornalista Cecilia Sala organizzata dall'Istituto Leonardo nell'ambito delle iniziative culturali avviate durante l'anno scolastico. Sì, per noi oggi è un momento molto importante di educazione civica, ma soprattutto di consapevolezza, perché abbiamo il privilegio di ospitare Cecilia Sala quale testimone oculare di conflitti che interessano purtroppo per ora una parte del mondo e che rappresentano sicuramente un momento importante di riflessione per i nostri studenti. Attraverso la lettura del libro I figli dell'odio abbiamo potuto appurare come Cecilia Sala abbia avuto la capacità di stare lì dove la storia accade, non solo, ma anche di sporcarsi le scarpe nella terra dei conflitti e riportare a noi le storie di vita vera. Quello che oggi mi piace sottolineare è come la testimonianza di chi è stato lì sul posto a vivere anche sulla propria pelle le fratture del Medio Oriente sia importante per dare ai giovani la consapevolezza che la conoscenza è l'unico antidoto all'odio, che per avere una consapevolezza di ciò che accade nel mondo bisogna conoscere e bisogna conoscere attraverso i giusti testimoni e io credo che oggi ci sia una vera e propria prova di tutto. Oggi qui ad Agrigento lei racconterà ai ragazzi le avventure che ha scritto nel libro. Ecco, che esperienza è stata quella? È un libro che ho scritto sui miei viaggi in Medio Oriente dopo il 7 ottobre, in un Medio Oriente trasformato, un libro che comincia dalla radicalizzazione di Israele, racconta la distruzione della Palestina e l'umiliazione dell'Iran, racconta le conseguenze di una guerra fuori scala e senza freni, che è cominciata dopo il 7 ottobre, che ha riguardato innanzitutto ovviamente i palestinesi di Gaza, anche quelli della Cisgiordania, ma poi tutta la regione, ha comportato la caduta di un regime in Siria, Hezbollah in ginocchio in Libano, l'Iran che è stato bombardato per la prima volta nella sua storia da Israele e guarda in particolare a una linea di faglia tra generazioni in questi luoghi, perché spesso nelle mie storie, nei miei libri mi concentro non soltanto ma soprattutto sui giovani, perché sono un po' la chiave per vedere anche dove sta andando una società e non soltanto fotografare il presente. Ovviamente lei ha avuto un'esperienza terribile con la prigione, qui è stata 25 giorni in prigione, insomma, che ricordo di quei giorni? Ma chiaramente è stato il periodo peggiore della mia vita, ma io sono stata molto fortunata e sono molto grata a chi mi ha portato fuori di lì in tempi molto rapidi. Ovviamente non ho mai pensato, mentre ero in quel carcere, che sarei uscita dopo soltanto 3 settimane. E c'è anche questo, perché ovviamente sarebbe stato surreale tacere come è finita quella trasferta di lavoro in Iran nel racconto dei miei viaggi in Medio Oriente. Quindi questo conflitto Putin, cioè queste persone, Putin, Trump, Netanyahu, insomma, non si può vedere la fine di questo momento di guerra, no? Speriamo di vedere almeno dei cessate il fuoco, ce n'è uno per quanto imperfetto nella striscia di Gaza, che siano gli uomini in grado di costruire una pace duratura, invece questo purtroppo ne dubito.